dato cifre che delineano un trionfo previsto, però con la lista Zaia a livelli altissimi, molto più della Lega. Cosa significa? Niente, che avremo un esercito di leghisti in consiglio regionale, quindi cioè, tutto il bene possibile. La lista Zaia è piena di leghisti, la lista Lega è piena di leghisti, quindi avremo due liste di leghisti presenti in consiglio regionale. Meglio così, francamente non poteva. Si aspetta che si ripercuota anche in giunta questa rappresentazione? Assolutamente no, a parte il fatto che il presidente Zaia l'ha detto da sempre, sarà lui a scegliersi la sua giunta, come è giusto che sia, visto che è il legale rappresentante dell'ente. Sceglierà per il meglio per i veneti, ma inimmaginabile che ci siano logiche di percentuali fra lista Zaia e lista Lega, inimmaginabile, sono tutti leghisti. Questa vittoria di Zaia come si inserisce nel dualismo che c'è stato in campagna elettorale tra Zaia e Salvini che c'è all'interno del partito? No, che i giornali hanno usato in campagna elettorale. Primo, ricordo che la lista Zaia c'era anche 5 anni fa, addirittura io ho letto qualche articolo e dicevo ma come mai sta novità la lista Zaia? C'era anche 5 anni fa. Seconda cosa, il segretario Salvini è il segretario del partito, il presidente Zaia è il presidente di una regione, nessuno dei due vuole fare il lavoro dell'altro e noi abbiamo un partito che si chiama Lega per Salvini Premier, quindi abbiamo già, come dire, delineato il tracciato. Luca Zaia si è candidato per rimanere qua 5 anni a servizio dei veneti per portare a casa la cosa più importante per i veneti, che è l'autonomia. Tutto il resto sono, come dire, elucubrazioni anche interessanti e suggestive, ma che lasciano il tempo che trovano.